Cerimonia oggi presso l'Aspe di Agrigento al Viale della Vittoria per ricordare il capitano inglese che tanto ha fatto per la nostra città, Alexander Ard Castle. Una targa di marmo commemorativa è stata posta all'ingresso degli uffici a cura del Cepasa di Agrigento dalla delegazione ANIOC di Favara, presente anche l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo che la pose. All'evento anche tante le autorità che hanno voluto presenziare, con diversi momenti di intrattenimento, la recita di pezzi del libro scritto da Paolo Cilona, che da sempre ha avuto una particolare attenzione al grande archeologo londinese, che morì proprio oggi, povero, presso l'ospedale psichiatrico di Agrigento. Questo quanto scritto nella lapide: in questo luogo un tempio di sofferenza mentale e fisica, di corpi sventurati e anime tormentate, fossi magnanimo per vivere e stoico per morire. Oggi ricorderemo purtroppo l'anniversario della dipartita del grande e famoso Sir capitano Alexander Ard Castle, che proprio il 26 di giugno ci lasciava dopo aver speso tutte le sue sostanze a favore di Agrigento. Per ricordare un grande personaggio che diede tanto alla nostra città, e quindi è giusto che gli agrigentini lo ricordino con affetto, perché il capitano inglese diede tanto del suo denaro e soprattutto diede tanto sul piano archeologico a partire dal Tempio di Ercole. Quindi questa manifestazione è per ricordare che proprio 87 anni fa moriva all'ospedale psichiatrico di Agrigento il capitano inglese, e noi lo ricordiamo perché è giusto ricordare. Perché avete scelto l'Aspe allora? Sì, perché proprio qui lui morì in ospedale povero, dopo aver dato tanto alla nostra città e soprattutto alla Valle dei Templi. Io interpreto Vesta, la greca Istia, e farò un omaggio appunto ad Ard Castle, quel grande mecenato che rese appunto la Valle dei Templi splendida. Sono Viviana Caparelli, sono una giovane archeologa e quindi era importante esserci oggi. Ringrazio anche il dottor Cilona per questa bellissima iniziativa e ad Maiora sempre. Sì, oggi questo mi sembra uno dei momenti più belli, pensando agli stranieri che amano questa terra, che hanno amato questa città, che hanno dato lustro, quindi è bellissimo questo momento commemorativo. L'ANIOC presente sempre. L'ANIOC non poteva esimersi dall'essere presente, perché rappresentare e patrocinare un'iniziativa del genere è doverosa. Ard Castle è stato un commendatore del Regno d'Italia ed è molta acqua passata sotto i ponti, ma siccome ciò che è l'essere non equivale all'apparire, l'essere di Ard Castle oggi è più che mai presente, e l'ANIOC, la delegazione di Favara di cui mi onoro di rappresentare, oggi ha voluto fortemente essere presente. Un personaggio famoso per Agrigento, quanto il professore Cilona mi ha proposto di patrocinare, visto che la targa è stata messa all'interno di una struttura dell'Aspe di Agrigento, questa iniziativa. Sono stato ben felice di accoglierla, perché ho capito, ho intuito che si tratta di un personaggio importante per Agrigento ed era giusto ricordarlo e commemorarlo con questa iniziativa.